magari l'indirizzo o email. Eccoci qua, siamo ritornati. Allora io vorrei adesso subito andare anche all'altro tema, perché effettivamente poi ci facciamo prendere dei meccanismi e non riusciamo ad affrontarlo. Vediamo il servizio di copertina, legge di bilancio, legge finanziaria, insomma siamo in pieno tumulto, vediamo insieme. Una manovra da 20 miliardi di euro. Domani al Senato approda la legge di bilancio per il 2018 da approvare entro la fine dell'anno. Una serie di interventi per consolidare la ripresa. Così il Premier Gentiloni nel corso della sua visita in India. Abbiamo in Italia una situazione economica stabile e in crescita. La legge di bilancio che ha avuto il via libera dalla Ragioneria dello Stato conferma lo stop all'aumento dell'IVA nel 2018 di 15,7 miliardi di euro, sebbene l'aggravio viene rimandato e rimodulato a partire dal 2019. Nel testo finale della legge di bilancio sono previste anche detrazioni fino a 250 euro per le spese d'abbonamento di trasporti pubblici locali, regionali e interregionali. Al capitolo della lotta alla povertà sale fino a 530-540 euro l'assegno nei casi di famiglie numerose, si allarga la platea che può avere accesso al reddito di inclusione. Tra le novità fiscali in arrivo c'è la crescita delle soglie di reddito per ottenere il bonus IRPEF da 80 euro a favore dei dipendenti pubblici. Quanto al lavoro, lo sgravio del 50% dei contributi per chi assume giovani under 30 si allarga fino a chi non ha compiuto i 35 anni, mentre arriva una proroga di un anno per il bonus energia e per quelli relativi alla ristrutturazione energetica e all'acquisto di mobili. Ma il piano delle agevolazioni si arricchisce di uno sconto ad hoc del 36% per una spesa fino a 5.000 euro per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici e immobili esistenti. Eccoci certo, qua. No, allora, senatrice Bisinella, Sì. tutti ridevano su giardini e terrazze, che è l'unica cosa che le persone hanno recepito. Proprio in estrema sintesi, a che punto siamo? Allora, per far chiarezza, la legge di bilancio è approdata in Senato solamente qualche giorno fa, quindi ha ricevuto sì la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato, il via libera dal Presidente della Repubblica e adesso parte l'iter parlamentare, che però sarà ancora abbastanza lungo, va approvata entro dicembre. Il passaggio in Senato molto probabilmente finirà intorno al 25 di novembre, quindi ci sarà adesso l'esame della Commissione Bilancio Per le singole voci. che è iniziata proprio oggi, ci sono le audizioni in corso delle categorie economiche, delle parti sociali, e tutto il mondo, lo stesso un po' quello che sta avvenendo in Veneto su scala nazionale, quindi i temi più o meno sono paralleli, sono quelli, quindi il lavoro, la crescita, l'impresa, insomma la politica industriale, la politica agricola, ma soprattutto poi misure anche molto più concrete per provare a contenere un po' quello che è la tassazione in Italia. Poi vi dirò anche la mia opinione, ne entriamo un po' più nel merito. Poi passerà l'esame dell'Aula, intorno al 25 di novembre dovrebbe finire l'iter in Senato e però poi c'è l'esame da parte della Camera dei Deputati. Se verranno fatte modifiche anche alla Camera dei Deputati dovrà tornare al Senato. Siamo in questo sistema, sappiamo bene, no, di rimpallo tra una Camera e l'altra. Il tutto dovrà concludersi entro la fine del mese di dicembre, quindi attenzione perché molte delle cose, diciamo il grosso che è stato indicato in questo vostro specchio è assolutamente giusto, corretto. Probabilmente ci saranno delle modifiche in alcune parti perché l'iter parlamentare ovviamente prevederà anche degli emendamenti da parte di tutte le componenti politiche. I punti salienti delle categorie produttive dei cittadini era il discorso dell'IVA, che era uno spauracchio terrificante, c'è la questione spesometro, credo però che adesso è congelato, non è detto che magari adesso è congelato, però esatto, bisogna vedere dal cilindro cosa esca vuol fuori dire. qualcosa, non si sa. La cosa che fa impressione, però lo voglio dire, sì. è che sono state date delle agevolazioni, bonus, per carità, tutte a volte non condivisibili. Per esempio, chi si può permettere di spendere 5.000 euro per i giardini o per le attrezzature, io penso che avrebbe bisogno del 36%, no? Che poi alla fine sono 1.800 euro, quindi sono in 10 anni spalmati, sono 180 euro all'anno, quindi non è una grossa cifra per chi si vuole fare il giardino, vuole fare l'impianto di irrigazione, eccetera. Quindi avrei visto magari un'agevolazione maggiore alle piccole imprese, perché per esempio questa disparità, e torniamo di trattamento, il 50% di chi assume nelle regioni normali del nord, quasi il doppio per chi assume nel mezzogiorno. Per carità, hanno 1000 problemi nel mezzogiorno, però anche qui si vede una strana proprio disparità. Quelli che stanno al sud allora devono essere più agevolati rispetto a chi sta al nord.
Non capisco questo. E poi perché, per esempio, non abbassare subito l'IRES, che è appunto l'imposta sulle società. Qui in Veneto siamo massacrati, no? Tutti lo sappiamo, dall'imposizione fiscale, e le società non ce la fanno al 60-70%. Ci sono crediti che lo Stato non riesce a pagare, altro che 60 giorni. Siamo arrivati a 30-40 miliardi che le ASL devono dare, parlo a livello nazionale, nei confronti di fornitori, tra cui anche moltissimi veneti. C'è qualcuno che grida vendetta. C'era una legge che diceva entro 60 giorni bisogna fare i pagamenti delle forniture. Non è vero. Ci sono aziende che stanno saltando e ogni giorno basta passare dal tribunale, molti devono portare i libri contabili perché saltano e non c'è verso. Addirittura arrivano da parte dell'agenzia fiscale, quindi l'agenzia delle entrate, tasse da pagare su crediti che tu esigi dallo Stato. Ma siamo veramente alla pazzia. Ecco perché dico ci vuole una giustizia tributaria diversa, perché non è possibile, a fronte di crediti che io vanto nei confronti dello Stato o di una qualsiasi pubblica amministrazione, possa andare in default, possa chiudere perché qualcuno non mi paga, mettendo naturalmente sulla strada tantissimi lavoratori, tantissimi giovani e molte speranze magari di una società e di una popolazione che credeva in quel tipo di sviluppo. Ecco perché dico c'è veramente un'ottusità da questo punto di vista e la legge finanziaria evidentemente anche questa non è che sia migliore delle altre. Sentiamo cosa può rispondere appunto chi coinvolge io parti infatti politiche. volevo entrare un po' più nel merito, no? Perché ma io le do la parola, prima volevo sentire anche le osservazioni loro. Il giudizio, per riallacciarmi, il giudizio che io do su questa legge di bilancio, per carità siamo alla fase iniziale di esame, ma è assolutamente negativo il mio giudizio, poi vi spiegherò. Sì, dopo, ecco, quindi già si pone, dopo sentiremo anche a livello di regione se ci possono essere delle osservazioni, a livello politico, Movimento 5 Stelle. Chiedevo lei, che osservazione ha da fare? Ricordiamo che poi c'è il super ticket in sanità che è rimasto. In linea di massima questa è una finanziaria fatta con la stessa mancanza di visione che io contestavo alla Regione Veneto. Quindi lei è economista proprio, torniamo al punto di partenza, manca una visione. Allora facciamo un esempio, giustamente prima si è fatto riferimento ai cinesi che fanno e praticano una concorrenza sleale in quanto operano in regime di dumping, perfetto, sociale, economico e normativo. Ora io mi chiedo come fa allora, visto che le nostre eccellenze sono le famose 4A, abbigliamento, tessile e calzaturiero, agroalimentare, automazione e arredamento. Per quale motivo tu mi concedi per il secondo anno consecutivo un bonus al settore arredamento? Quando tu scegli di dare un bonus ad un settore vuol dire che penalizzi gli altri e mi penalizzi gli altri 3. Perché l'arredamento sì, l'agroalimentare no, l'automazione no e il tessile e l'abbigliamento no? E allora, come giustamente diceva, sottolineava anche il collega, perché dai delle agevolazioni perché si fa un giardino e non dai per esempio uno sgravio fiscale maggiore alle famiglie, ma a tutte le famiglie, a tutte le, cioè siamo ancora al di là della posizione geografica. Ma certamente, siamo ancora all'approccio culturale, io faccio questo per fare un favore a te, io faccio quello per fare un favore a te. Cioè la legge viene fatta non per dare una visione complessa e dare quanto compatibilmente con le regioni e con le situazioni finanziarie, dare un aiuto a tutto il settore economico, ma per favorirne una. Teniamo presente che noi siamo di fronte a 3 fattori che sono devastanti e dirompenti l'anno prossimo. Perché è vero che qualcuno dice che siamo in ripresa, ma persino il Sole 24 Ore che dorme il sonno dei giusti, ieri ha detto che il 2018 sarà un anno di calo dei consumi. Faccio notare che tutti parlano della ripresa economica, luglio-agosto abbiamo avuto un calo dei consumi, per cui non esiste la ripresa economica, anche se oggi hanno dato un aumento della produzione industriale. Quella è una produzione di giro tra di loro, aumento della digitalizzazione, inserimento di nuovi strumenti innovativi digitali. Non c'è nessun aumento della produzione, nessun aumento del PIL. Tanto è vero. Posso prendere un attimo la parola? Certo. A volte quando si dice aumento della produzione industriale, molti non sanno, e noi economisti lo sappiamo, che vanno a stabilire la produzione industriale sulle scorte. Ma avere delle scorte in magazzino non significa produrre, significa tenerle lì ferme magari per un giorno. Infatti il fatturato è molto più importante. Dicono la produzione industriale è salita, ma cosa vai sulle scorte a farmi la... Cioè anche lì no? C'è veramente un'ottusità nel fare le statistiche che è una cosa incredibile. E non dimentichiamoci che una legge di bilancio non è solo una legge di programmazione economica e finanziaria, ma deve essere anche il bilancio degli anni passati. Noi negli ultimi, dal 2012 ad oggi, abbiamo fatto 313 miliardi di nuovo debito. Abbiamo aumentato ogni anno di 50 miliardi la spesa pubblica solo per il personale, nessun investimento, praticamente la spesa in conto capitale è arrivata a 0
abbiamo l'anno prossimo delle nuove normative europee per quanto riguarda gli NPL e il sistema bancario, che dicono la crisi è passata, l'anno prossimo metterà sul mercato 435 nuovi immobili del valore nominale di 85 miliardi, sperando di incassarne 21, meno di un quarto del valore. Questo automaticamente manda il settore immobiliare ancora più in crisi, perché è un aumento degli immobili che sono i famosi, anche sta succedendo quello che succede negli Stati Uniti. Subprime è la stessa cosa, solo ovviamente in salsa italiana. Per cui io non vedo come in questo contesto di difficoltà economica, questa legge di bilancio è una legge fatta appunto per favorire Tizio o Caio, ma non ha nessuna visione e molto spesso ci sono delle mancette elettorali per cercare di ottenere il consenso elettorale. Il gettito fiscale che è dato non da tutte le tasse che paghiamo noi contribuenti, sapete a quanto arriva in Italia ad oggi? No. 490 miliardi. Fatevi un po' il calcolo. 72 in Veneto. No, giusto per avere con un residuo fiscale di 18? Dipende dagli anni, 15/20, dipende. 72, sì. Il sindacato, vabbè, la CGIL non è per niente contenta, assolutamente, per quel che riguarda poi la parte lavorista, eccetera. Voi come vi ponete in questa prospettiva di, come ci ha spiegato la senatrice, di manovra? Allora, non siamo contenti neanche noi. In realtà noi abbiamo anche fatto unitariamente il 14 di ottobre una manifestazione davanti a tutte le prefetture d'Italia con delle proposte e col governo stiamo ancora dialogando. Il prossimo incontro ci sarà il 13 di novembre e un ultimo incontro è stato fatto proprio la settimana scorsa, il 2 di novembre. C'è ancora della strada da fare, quindi effettivamente poi noi ci stiamo anche muovendo unitariamente nelle fabbriche per far conoscere appunto le varie visioni, cosa vorremmo noi, ad esempio l'abolizione del super ticket, visto che prima le ho citato. È una cosa abbastanza grossa. Infatti questa è una delle cose che comunque sottolineiamo. Ci sono delle cose che il governo ha recepito e delle cose che non ha recepito. Altresì bisogna dire che certe cose le può recepire anche al di fuori della finanziaria. Faccio veramente l'esempio, anche lì sulla bocca di tutti, la quota 67 delle pensioni, quella cosa lì è una cosa che a noi ci interessa, è fondamentale. Effettivamente bisogna anche renderci conto che può anche star fuori dalla legge finanziaria. L'importante è che il dialogo ci sia e ci deve essere, perché certe cose non si possono assolutamente eludere. Una cosa appunto importante che io sottolineerei, anche partendo da quello che avete fatto voi nel filmato, tipo 3/4 della manovra in realtà è fatta solo appunto per congelare IVA, accise varie, per tamponare, sì. E quindi qua si mi allaccio. Il problema forse è che il governo non ha una visione in avanti, nel senso bisogna ricreare le condizioni. Sta tappando... Ci sono delle cose importanti, poi anche lì, cito, in salsa italiana appunto vengono fatte tipo magari il 50% al nord, il 100% al sud. Ci sono delle cose importanti, perché sulla parte che è stata presentata sulla decontribuzione del 100% al sud c'è una cosa che a noi sindacati interessa tantissimo, che è l'alternanza scuola-lavoro. Certo. Quindi questa è una cosa importante, però come vale là dovrebbe valere anche qua al nord. Quindi bisogna veramente investire. Prima si parlava appunto investimenti e formazione, le politiche attive del lavoro. Questo bisogna assolutamente favorire, perché comunque noi in Veneto, ma anche in Italia, abbiamo un know-how che non siamo secondi a nessuno e non dobbiamo farci surclassare, anzi dobbiamo proprio potenziare. Quindi manca la spinta in avanti. Movimento 5 Stelle, voi come la vedete? Ma una manovra miope, assolutamente, una manovra che non è una manovra propulsiva assolutamente, la vedo quasi come un'aspirina, cioè non vedo nessun tipo di azione volta a rilanciare assolutamente quello che potrebbe essere una situazione stagnante, preoccupante e drammatica. Voi porrete delle obiezioni particolari? Ma assolutamente, a parte noi abbiamo fatto comunque delle nostre proposte, tra cui, visto il caso anche Veneto, delle banche direttamente, la possibilità in ogni caso della scelta del presidente anche di Banca Italia con delle procedure anche molto più democratiche e più estese anche non solamente
legate al Presidente del Consiglio. Ma al di fuori di questo noi confermiamo assolutamente quello che è una situazione del nostro Paese, che è quella di non andare avanti con i consumi, di non c'è un rilancio industriale assolutamente, il PIL è azzerato, non vedo nessun tentativo di rilanciare se non quello di assunzione di decontribuzione del 50% ovviamente se si assume un giovane al di sotto dei 35 anni, però allora noi abbiamo tutta una serie di categorie professionali che vengono completamente abbandonate e nemmeno menzionate, abbiamo quindi dei favoritismi per alcune categorie professionali, per alcuni segmenti di mercato e per alcune aree, quindi lei capisce che non c'è assolutamente, per quanto ci riguarda, una visione di rilancio, non c'è una visione né tantomeno di contenimento, perché se non sbaglio è una finanziaria che dovrebbe aumentare anche il debito, se non sbaglio, pubblico, quindi assolutamente viene bocciata. Lega. Allora, è una legge di stabilità dove la lobby dei giardinieri ha sicuramente dato un'impronta importante ci ha messo il suo. Effettivamente è una legge che secondo me avrà qualche problemino. Questa è la base. Però il risultato delle elezioni in Sicilia sta comportando all'interno del partito di maggioranza, cioè del PG, una serie di regolamento di conti interni, quindi sarà una finanziaria che parte così ma non sappiamo come andrà a finire. Aumenta la spesa pubblica improduttiva, do solo un dato prendendo appunto anche quello che mi hai detto prima, negli ultimi 7 anni tutte le amministrazioni locali hanno ridotto il proprio indebitamento del 22%, lo Stato centrale lo ha aumentato del 22%. Appunto c'è chi in periodi di magra di finanza pubblica ha saputo ottimizzare, c'è chi invece ha continuato ad aumentare, ripeto, la spesa pubblica improduttiva, perché sono assunzioni di persone, sono situazioni, nuove agenzie create, l'ultima l'Agenzia per la Coesione creata per dare un posto all'ex ministro Barca, quindi molto edificante anche come finalità. Ripeto, c'è probabilmente anche all'interno del Ministero dell'Economia e Finanze una classe dirigente che andrebbe in qualche maniera fatta ruotare, perché appunto tutti questi 5-7 anni di finanziarie non sempre lungimiranti, non sempre attenti allo sguardo appunto al medio periodo, perlomeno al medio, non dico a lungo, ma al medio periodo, hanno creato questa situazione di stagnazione di domanda interna. Prima i dati che riportavo sono dati per chi esporta, per chi lavora con l'estero, sicuramente il mercato interno non è un mercato che sta assolutamente dando segni di risveglio. E quindi questa finanziaria è, ripeto, una finanziaria che mi aspettavo sinceramente qualcosa anche di un po' più ambizioso, visto l'appuntamento elettorale fra qualche mese, ma appunto la lobby dei giardinieri ha sicuramente condizionato in maniera tremenda il risultato finale appunto di questa legge di stabilità. Grazie Presidente Giambetti. Adesso passiamo, prima andiamo in pubblicità, poi passo la parola appunto alla senatrice Bisinella per le osservazioni che deve fare, che prospettive ravvede, insomma, avendo un po' la situazione più calda sotto mano. Tra poco.